Scivolando silenziosamente attraverso i canali di Venezia, le gondole rappresentano molto più di una semplice attrazione turistica. Sono l'emblema vivente di una tradizione secolare, un'arte che si tramanda di generazione in generazione e un simbolo indissolubile della città lagunare. Queste eleganti imbarcazioni, con la loro caratteristica forma asimmetrica e il colore nero lucido, raccontano una storia che affonda le radici nell'undicesimo secolo, quando furono avvistate per la prima volta nelle acque della Serenissima. La gondola è un'imbarcazione unica al mondo, frutto di una sapienza artigianale che si è evoluta nel corso di oltre 1000 anni, realizzata assemblando 280 pezzi di 8 diversi tipi di legno, tra cui rovere, ciliegio, noce e olmo. Ogni gondola è un capolavoro di ingegneria navale. La sua forma asimmetrica, con il lato sinistro più largo di 24 cm rispetto al destro, non è un caso. Questa caratteristica permette al gondoliere di mantenere l'equilibrio mentre rema da solo sul lato destro. La lunghezza standard di 10,87 metri e il peso di circa 600 kg sono stati stabiliti per legge nel 1700 per garantire uniformità e sicurezza. I gondolieri, figure iconiche quanto le loro imbarcazioni, appartengono a una delle corporazioni più antiche e esclusive al mondo. Diventare gondoliere non è semplice. Occorre frequentare una scuola specifica, la arte del gondoliere, superare esami rigorosi che includono non solo la tecnica di voga, ma anche la conoscenza della città, delle lingue straniere e della storia veneziana. Esistono solo 425 licenze attive, spesso tramandate di padre in figlio, anche se oggi la professione si è aperta anche alle donne. È importante distinguere la gondola dal sandolo, un'imbarcazione simile ma più piccola e leggera, tradizionalmente utilizzata per la pesca e il trasporto merci nella laguna, mentre la gondola ha una forma più elaborata e decorativa. Pensata per il trasporto di passeggeri, il sandolo ha una struttura più semplice e funzionale. Entrambe le imbarcazioni utilizzano la tecnica di voga alla veneziana, ma la gondola rimane l'emblema del trasporto passeggeri di lusso. Per quanto riguarda i prezzi, un giro in gondola tradizionale costa circa 90 euro per 30 minuti durante il giorno, 110 euro dopo il tramonto, per un massimo di 6 persone. Le zone migliori per iniziare il tour sono Campo San Moisè, vicino a Piazza San Marco, o la zona di Rialto. Tuttavia, esiste un'alternativa economica poco conosciuta: il traghetto da parada, un servizio di attraversamento del Canal Grande che utilizza una gondola tradizionale, seppur più spartana, al costo di soli 2 euro per persona. Questo breve tragitto, che dura pochi minuti, permette di vivere l'esperienza della gondola a un prezzo accessibile. E mentre tu metti like, io ti spiego dove trovarli. Ecco tutte le principali fermate dei traghetti gondola attive a Venezia. Santa Sofia, Rialto Mercato. Questo è il traghetto più conosciuto. Ti porta dal quartiere di Canareggio alla zona del mercato di Rialto. Perfetto se vuoi immergerti nell'atmosfera vibrante del mercato e dei suoi colori. San Tomà, Sant'Angelo. Questo traghetto collega il sestiere di San Polo con quello di San Marco, vicino a Ca' Foscari. È una delle tratte più centrali e utili per spostarti rapidamente. Santa Maria del Giglio, Salute. Questa fermata collega la zona di Campo Santa Maria del Giglio con la Basilica di Santa Maria della Salute. Perfetto per chi vuole godere di una vista spettacolare sulla laguna e sulla basilica. Controlla sempre gli orari, perché i traghetti non funzionano tutto il giorno e alcune tratte possono essere sospese durante l'inverno o in caso di maltempo. Non sarà il classico giro romantico nei canali, ma è un'esperienza autentica, economica e ti permette di vivere Venezia come un vero veneziano. Nel 1562 le autorità veneziane emisero un decreto che stabiliva un cambiamento significativo per le gondole. Tutte dovevano essere dipinte di nero. Questa decisione non era casuale, ma mirava a mettere fine a una competizione sfrenata tra le famiglie nobili della città, che decoravano le proprie imbarcazioni con colori vivaci,
e ornamenti sempre più sfarzosi per ostentare la loro ricchezza. Il colore nero, uniforme e sobrio, riportò l'eleganza a una forma più discreta, eliminando ogni eccesso. Ma la gondola non è solo nera. Uno degli elementi più affascinanti è il ferro di prua, chiamato ferro da prua o dolphin. Questo componente non è solo decorativo, ma racchiude significati simbolici profondamente legati alla città di Venezia. I suoi 6 denti rappresentano i sestieri della città: Canareggio, Castello, Dorsoduro, San Marco, San Polo e Santa Croce. La forma curva del ferro richiama le sinuose anse del Canal Grande, il principale viale d'acqua di Venezia, mentre la parte superiore evoca il cappello del Doge, simbolo del potere e della storia della Serenissima. Il dente rivolto all'indietro simboleggia l'isola della Giudecca, mentre gli archi, tra i denti, possono essere visti come un omaggio ai ponti principali che collegano le sponde del Canal Grande, come il celebre ponte di Rialto. Inoltre, il ferro di prua ha anche una funzione pratica. Serve da contrappeso al gondoliere, bilanciando l'imbarcazione per garantirne la stabilità. Ogni dettaglio della gondola, dal colore al ferro di prua, racconta una parte della storia e della cultura veneziana, trasformando questa imbarcazione in un vero e proprio simbolo della città. Una leggenda romantica narra che se una coppia si bacia sotto ogni ponte durante il giro in gondola, il loro amore durerà per sempre. Un'altra storia curiosa riguarda il Ponte dei Sospiri. Si dice che se si passa in gondola sotto questo ponte al tramonto e si esprime un desiderio, questo si avvererà entro un anno. In conclusione, la gondola rappresenta molto più di un mezzo di trasporto. È un pezzo di storia vivente, un'arte che continua a incantare visitatori da tutto il mondo e un simbolo dell'ingegno umano che si è adattato perfettamente all'ambiente unico di Venezia. Se state programmando una visita alla città lagunare, l'esperienza di un giro in gondola, che sia un tour completo o un breve attraversamento del Canal Grande, è qualcosa che vi resterà nel cuore per sempre. Se vi è piaciuto questo viaggio nella storia e nella magia delle gondole veneziane, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per altri contenuti sulla meravigliosa città di Venezia e le sue tradizioni secolari. Grazie per aver guardato questo video e arrivederci alla prossima avventura nella Serenissima.